Buongiorno Taranto, oggi è finalmente venerdì 21 agosto, e anni che l'aspettiamo questa data. Oggi è la data di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Parte oggi la cerimonia inaugurale e c'è una sciroccata pazzesca. E a proposito di sciroccate, io sono Valentina Castellaneta al microfono. Dall'altra parte del vetro, tornato fresco, bello direbbe qualcuno, dalle ferie, c'è il nostro Piero Caffio, perché il nostro Jess Nicoletti è andato lui in ferie, si godrà tutti i Giochi del Mediterraneo. Ha detto si è preso tutti i biglietti, vedremo. Oggi insomma parliamo di Giochi del Mediterraneo, non possiamo che non parlare di questa cerimonia inaugurale, non possiamo parlare che dei giochi, e lo faremo sotto diverse sfaccettature. Inizieremo con gli eventi collaterali, perché ci sono tantissimi eventi che accompagneranno turisti, visitatori, anche perché no atleti in queste giornate, e ci saranno anche delle guide turistiche molto interessanti e molto diverse, e noi ne parleremo con Lavinia D'Andria, guida turistica del Touring Club. E poi oggi è venerdì, quindi c'è l'eco dei social. Claudio Petrone, dovete sapere che è già seduto fuori, pronto a entrare in campo, e parleremo di diversi punti di vista dei Giochi del Mediterraneo. Prima di tutto dove guardarli, quindi quale sarà il palinsesto della Rai, dove potremo vedere le gare se non siamo riusciti a prendere i biglietti, e poi dopo parleremo anche dal punto di vista del comune, quindi quali sono tutti gli eventi, la viabilità e tutte queste cose con Sandro Esposito. Poi parleremo della cerimonia inaugurale e avremo l'intervista di Arianna Secondini, vice direttrice della Rai, che insieme ad Angelo Mellone questa sera commenterà la cerimonia inaugurale. Ma partiamo dalla nostra rassegna stampa, che ovviamente non poteva non parlare dei Giochi del Mediterraneo. Giochi su tutti i principali quotidiani regionali, soprattutto sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che apre proprio così: luci su Taranto, al via i Giochi del Mediterraneo tra sogno e riscatto, al nuovo stadio Iacovone, capi di Stato e di Governo. Anche la vignetta di Pillinini oggi racconta i Giochi del Mediterraneo. C'è il delfino di Taranto trasformato in mascotte dei giochi, Ionios che salta ai 3 cerchi, e il presidente Mattarella che li mantiene con il forcone. Il presidente Mattarella inaugura i Giochi del Mediterraneo, li regge proprio in realtà. E poi c'è un commento di Gaetano Quagliarello: la nostra prima medaglia d'oro è già sul petto. E poi Nuovo Quotidiano di Puglia, sempre Giochi del Mediterraneo, Taranto impegno nazionale, Mattarella attenzione e vicinanza sul lavoro e futuro, con i giochi la città torni ad abbracciare il futuro. Poi ci sono tutti i messaggi del Papa, di Ferrarese e anche della Meloni, di cui parleremo fra poco. E poi stadio pronto, turismo sold out, in scena la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo allo stadio Iacovone. Ci saranno 150, chiedo scusa, è troppo piccolo, persone nella parte del palco, quindi a fare questa cerimonia inaugurale. Il lato spettacolare, scenico e coreografico, assieme ad artisti come Albano, Serena Brancale e Mietta. E poi il volley Italia decolla con uomini e donne, e domani il calcio, c'è già il calcio, ci sarà Italia-Albania. E poi andiamo sull'edicola del Sud, che titola benvenuti ai Giochi di pace per la rinascita di Taranto, i messaggi di speranza, Papa ai giovani in gara, quello che è il capo di Stato Sergio Mattarella, la città impegno nazionale, al via le piccole Olimpiadi alla presenza della massima autorità, stasera attesa anche per i capi di governo. Il Corriere del Mezzogiorno titola al via i Giochi orgoglio di Taranto, la cerimonia con Mattarella e Meloni, ricevimento di gala al Castello Aragonese alle 20:15, inaugurazione allo stadio Iacovone, arrivati 4.000 atleti dai paesi del Mediterraneo. Io li ho pensati un po' stamattina gli atleti, sai Piero, perché venendo dalle terre lontane da cui arrivo io, San Vito, c'era questa cappa di umidità sul mare che si vedeva, cioè non si vedeva la città dall'altra parte. Io ho pensato ok, questi stanno su una nave da crociera fighissima, ma
si saranno svegliati in mezzo alla nebbia, gli sarà parso di stare in Valpadana sti cristiani. Vabbè, però ci avranno l'aria condizionata, chi se ne frega, sono fatti loro. E allora adesso parliamo ancora di Ilva, perché come vi avevo anticipato, Meloni a settembre un tavolo per l'Ilva. La Premier ha scritto al prefetto Liguori per un impegno e impegna tutto l'esecutivo. Una notizia che viene riportata su tutti i giornali, il quotidiano fa un trafiletto: Presidente Meloni, leader dei paesi, incroci in una tribuna tra politica e sport. E poi ancora l'edicola, Meloni a settembre, nei primi di settembre i tavoli, giusto quando devo andare in ferie io, la Meloni vuole fare il tavolo, non c'ha filati di pensa fino a mo' e adesso vuole fare il tavolo, e che diamine. E allora vi spieghiamo un po' bene questa notizia. A poche ore dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, le più alte cariche dello Stato convergono sulla vertenza ex Ilva. Insomma, il presidente Sergio Mattarella ha definito salute, occupazione e qualità della vita nella città ionica un impegno nazionale, augurandosi che il grande evento sportivo aiuti Taranto ad abbracciare il futuro. La Premier Giorgia Meloni invece ha garantito la continuità produttiva dell'acciaieria come obiettivo di rilievo nazionale. In risposta al prefetto, la Premier ha confermato che la prima settimana di settembre si riunirà un tavolo di confronto a Palazzo Chigi con le organizzazioni nazionali per vagliare le manifestazioni di interesse legate al futuro dello stabilimento, affiancato da un secondo tavolo dedicato agli investimenti. Ovviamente sono arrivati commenti dei segretari generali delle sigle sindacali. Davide Esperti della UILM interviene e ha detto che ha accolto positivamente la decisione della Premier Meloni, e il sindacato pretende però massima trasparenza, responsabilità, risposte immediate. Invece per quanto riguarda De Palma ha detto: non vogliamo parlare di buoni propositi, ma servono dettagli su progetti occupazionali, ambientali e industriali. E noi adesso ci fermiamo. Quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti dal sapore mediterraneo, dei Giochi del Mediterraneo. E allora buongiorno Taranto e bentornati, buongiorno a chi ci ascolta in radio sui 96,5 FM, buongiorno a chi ci guarda in TV, buongiorno, mi sono fatta carina pure per voi, sul canale 94, buongiorno a chi ci ascolta in streaming sul DAB+, Alexa, Google, eccetera eccetera. Vi volevo dire che ho appena avuto un pannello dei rilevamenti attuali dell'umidità, siamo messi bene ragazzi, c'è il 92, tra il 92 e l'88% di umidità, quindi se non siete a mare e siete al lavoro come noi potete dire che comunque state nuotando, pensate che bello. E allora noi adesso però cambiamo argomento e parliamo dei Giochi del Mediterraneo, perché come abbiamo detto ci sono un sacco di eventi collaterali e uno sono proprio le guide turistiche, e ne parliamo con Lavinia D'Andria, la nostra guida imperfetta. Buongiorno Lavinia. Ciao Vale, buongiorno. Sì, stiamo effettivamente sciogliendoci in continuo. Sì, però caldo e umidità, una combo straordinaria. Pensa a quelli che devono fare le gare oggi. E allora non lo so. Non voglio pensare. Ma loro hanno una preparazione atletica apposita che noi non possiamo neanche immaginare. Allora, Lavinia, guida turistica del Touring Club, insieme alla Silvia Quera, una tipa che noi non conosciamo proprio. No, per niente. Propone 5 esperienze uniche per scoprire la città vecchia di Taranto. Raccontaci un po', Lavinia. Sì, allora abbiamo in qualche modo con Silvia recuperato dei progetti che già avevamo collaudato nel tempo, li abbiamo rinnovati perché ci siamo resi conto che fare le visite guidate non si possono più fare come si facevano in passato, come l'hanno fatto i nostri genitori, eccetera. Ma adesso le persone vogliono essere coinvolte nella storia, e quindi sono dei tour esperienziali dove il partecipante vive appieno l'avventura storica. Noi raccontiamo la storia in maniera divertente, adatta a tutti, infatti nei nostri tour possono venire bambini, ragazzi, adolescenti, persone grandi. Sappiamo come gestire un tour nel caso di presenza con persone con disabilità o presenza anche di passeggeri, perché ci sono anche genitori che vogliono, nonostante abbiano bimbi
molto piccoli vogliono partecipare comunque a queste esperienze e noi facciamo in modo che siano fruibili a tutti. E sono tutti tour che mettono insieme tra l'altro la cultura al cibo. Assolutamente sì, perché non possono essere scisse le due cose. Noi abbiamo una grandissima tradizione storica, ma una grandissima tradizione culinaria. Il primo, proprio con cui inauguriamo, che è il 23, è naturalmente lo Spartan Tour, quindi come gli atleti si avviano all'inizio delle gare, noi ci avviamo all'inizio di questa nostra avventura. Però ci sarà il Tour delle Bufale, dove racconteremo tutti i falsi miti, racconteremo la Taranto Magica con la storia delle nostre maciare, lo spacca e mangia, quindi magari impareremo come si aprono le cozze, perché molti tarantini bellissimo, non lo sanno fare, non sanno come si fa esattamente, o non sanno neanche dell'esistenza della grammella. Assolutamente, noi abbiamo un coltello unico nel suo genere che ci permette di fare 1000 cose. Quindi, e poi insomma, c'è anche il tour del sottosopra, che immagino coinvolga gli ipogei. Coinvolge gli ipogei e anche una terrazza, quindi ci sarà la possibilità di guardare la città sotto 2 punti di vista, e per questo grazie all'Arco Paesiello, la struttura alberghiera che in questo caso ci ospita e ci permette di visitare la sua struttura, che ha tutte le caratteristiche per essere anche in regola con la sicurezza, perché noi ci teniamo che tutto sia fatto nel migliore dei modi. Vedo che ci sono 2 turni, uno alle 19:30, uno alle 21:30. L'appuntamento è in Via Duomo. Sì. Assolutamente sì, abbiamo scelto di fare 2 turni perché magari c'è chi preferisce stare più a lungo a mare, però comunque vuole partecipare e venire a trovarci, e quindi sarà possibile partecipare o a uno o all'altro. Come si fa a prenotare o ad avere maggiori informazioni? Allora, maggiori informazioni potete visitare le nostre pagine, sia Facebook che Instagram, quella di Silvia e quella mia personale, ma c'è anche il sito viviinpuglia.it, oppure il numero di telefono, questa volta sono preparata, che è il 349 30 27 177. Ottimo Lavinia, io ti ringrazio per essere stata con noi. Io ho partecipato a uno dei tour di Lavinia e Silvia e sono fighissimi, quindi partecipate anche voi. Grazie. Perché vi fanno vedere scorci della città che veramente non conoscevate, e quindi partecipate. Grazie. Numerosi. Sì, veniteci a trovare, perché è un modo divertente di conoscere la storia e di innamorarsi di Taranto. Grazie a Lavinia D'Andrea, che è guida turistica del Touring Club. La guida imperfetta la potete seguire anche sui social. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo arriva Claudio Petrone con l'eco dei social. Rieccoci in diretta. Come potete vedere, se ci guardate in TV, non sono più sola, perché è arrivato il momento dell'eco dei social e sono con Claudio Petrone. Buongiorno. Buongiorno Vale, mi sono materializzato dopo i collegamenti sì, da lontano. La settimana scorsa era con la felpa e io e Gis l'abbiamo invidiato perché noi morivamo di caldo. E allora oggi di che parliamo, Claudio? Allora parliamo di Vanilla Sky. Che è questo film di Tom Cruise di qualche anno fa, in cui si aggira per le strade di New York con le città deserte. Ecco. Che è quello che era Corso Umberto stamattina, non c'è una macchina. No, ma anche la zona vicino allo stadio Iacovone, perché ho fatto via Ancona per venire e non c'era un'auto. E perché? Perché da oggi iniziano i giochi del Mediterraneo. Finalmente, oggi cerimonia di apertura. E tu hai preso i biglietti? Io ho preso i biglietti, andrò oggi pomeriggio con tutta la mia famiglia, anche con gli amichetti dei miei bambini, e vediamo fino a che ora resistiamo. Pare che questa cerimonia, alcuni dicono che debba durare 3 ore, altri dicono che debba durare 2 ore. Vediamo. Secondo me dura fino alle 23 e ho questa sicurezza, perché chi non ha preso i biglietti lo potrà vedere su Rai 2 a partire dalle 20:10 e dura fino alle 23 la puntata, cioè non è che va avanti, quindi la cerimonia finirà alle 23. Però sai che tanta gente diceva: ma se io non ho i biglietti per le gare, dove le posso vedere queste cose? E allora ieri c'è stata una conferenza stampa della Rai che ha presentato tutto il palinsesto. La sera
Potrete vedere le gare su Rai 2, però poi dalle 11 di mattina fino alle 20:30, fino alle 22:30 le potrete vedere su Rai Sport. E poi c'è anche Rai Play, che tutti sottovalutano, invece lì ci sono proprio le pillole, ci sono gli highlights, come li chiamano quelli bravi. Abbiamo utilizzato Rai Play anche per i mondiali di Birmingham, per gli europei di nuoto, i mondiali di atletica. A proposito, attenzione che abbiamo Tortu e Tamberi certo, qui ai Giochi del Mediterraneo, non dimentichiamolo, insieme a tanti altri atleti. Per sapere dove vedere tutte le gare, io ho intervistato ieri il vice direttore di Rai Sport, Riccardo Pescante. Allora, potremo seguire i Giochi del Mediterraneo su Rai Sport, ma anche su Rai Play in delle modalità diverse, con le clip. Sì, bisogna pensare al futuro e ai ragazzi. Trascinare i giovani davanti alle TV per molte ore è complicato, Rai Play è straordinaria. Clip del meglio di vittorie azzurre, cose particolari, i contatti sono tantissimi, sono incredibili i numeri che muove una piattaforma che per noi vecchierelli è qualcosa di strano, ma il futuro e la Rai è su quella strada. Rai Sport sarà presente in tutte le gare e quindi anche i tarantini potranno vedere la loro città in maniera diversa. Assolutamente sì, quasi tutte le gare le vedremo in diretta, dove non arriviamo in diretta abbiamo una rubrica serale condotta da Fabrizio Tummarello in cui avremo testimonianze e conferme dei risultati ottenuti o meno da parte dei nostri ragazzi. Si vedrà a Taranto e si vedranno i giochi. Grazie. E allora, se non siete riusciti a prenderli questi benedetti biglietti, potete guardare Taranto sulla Rai, che secondo me è bella come cosa, è una figata pazzesca. Sì. Basta inquadrare il nostro mare. Sai chi è uno special guest per questi Giochi del Mediterraneo? No. Un'esperienza straordinaria che non accadeva da secoli. Abbiamo addirittura la nave Palinuro che è attraccata davanti al Castello Aragonese. Non arriva mai la Palinuro. No, quando c'è qualcosa piazziamo la Palinuro. Che poi però è sempre così bella da vedere, quindi ci sta tutto. E con chi ne parliamo della nave Palinuro? Con chi ne parliamo? Ci fermiamo un attimo e prima poi andiamo, sì, ok. Prima. E ne parliamo fra pochissimo. Allora, tutti quanti allo stadio Giacobone, ci è appena arrivata una segnalazione con una foto di un cartello del comune di Taranto che dice che il I-2108 per accedere allo stadio Giacobone con la J, orario di apertura dalle 16:30 alle 18:30. Però ragazzi, attenzione, a parte l'errore, perché Erasmo Jacobone con la I, mi raccomando, perché l'ingresso non è lo spettacolo è alle 20:10, però l'ingresso è fino alle 18:30. Sì, poi chiudono i cancelli, Poi chiudono i cancelli alle 19, dalle 19 non fanno entrare più, quindi state attenti, anche perché insomma sarebbe un peccato, proprio peccatissimo. Ma poi vale bello, oggi è una giornata così fresca, sai che bello alle 4:30 allo Jacobone mettersi là e fare la fila per aspettare 3 ore di cerimonia d'apertura, ma sarà una figata pazzesca e quindi è bellissimo andarci, anche perché sarà una cerimonia lirica e teatrale, l'hanno definita, e ho visto una clip, non mi ricordo di chi, che lavora nell'entourage dei Giochi del Mediterraneo, che ha messo una storia su Albano che entrava nello stadio con un esattamente è la mia età che se ne è andata da un pezzo, e quindi niente, sarà interessante. Ma noi al telefono abbiamo chi? Diamo il benvenuto al vicepresidente del comitato organizzativo dei Giochi del Mediterraneo edizione 2026 di Taranto, Sandro Esposito. Sembrava Sanremo. Buongiorno Sandro. Buongiorno a voi, grazie per l'introduzione. Ciao Valentina, ciao Claudio. Ciao Sandro, come stai? Tutto bene? Bello carico? Stai carichissimo a pallettoni? Io vi rispondo da casa mia e solitamente non mi sveglio la mattina già in giacca e cravatta. No, infatti notavo il look. Come sai, infatti devo correre al Castello Aragonese, perché da qui a mezz'ora c'è un altro passo molto importante per la città di Taranto, perché andiamo ad affrancare il francobollo che è stato preparato, grazie al Ministero del Made in Italy e grazie a Poste Italiane. È stato dedicato un francobollo ai Giochi del Mediterraneo che riporta le 2 X che rappresentano la 20ª edizione, ma il monumento ai marinai, quindi la nostra città
i nostri colori, e quindi è un'altra chicca importante che mettiamo a bordo di questa esperienza meravigliosa che stiamo curando da oltre un mese e mezzo. Tra l'altro, Sandro, non si fa in un posto qualunque, ma si fa sulla nave Palinuro. Assolutamente no, perché sì, infatti abbiamo spuntato, grazie alla presenza a Taranto dell'ammiraglio De Carolis, che è il comandante di tutta la flotta navale, abbiamo spuntato di farla a bordo della Palinuro, quindi ovviamente i giornalisti saranno tutti presenti, anche se il luogo dove lo faremo, che è in sostanza nella pancia, nell'area hospitality della nave Palinuro, non è molto grande, però sarà molto emozionante. Ci sarà ovviamente la massima rappresentanza della media militare, io per i giochi, ci sarà il comune di Taranto, ci saranno i dirigenti del ministero, delle poste, insomma sarà Sandro, una cosa abbastanza suggestiva. Ma parlando di sport, sì. Che manifestazioni andrei a vedere? Ti sei fatto già un'idea? Io tra virgolette sono obbligato a girare un po' tutti gli impianti, perché povero caro, sì. Dico, oltre a vedere le manifestazioni sportive, dobbiamo assicurare che tutto venga svolto in maniera puntuale, regolare, anche da un punto di vista estetico, no? Per raccontare alla città le cose più belle che siamo capaci di fare, e quindi mi toccherà insomma non vedere una partita intera, ma a giro vedere un po' tutti gli impianti. Allora, qualche scoop, dacci qualche altro scoop sui giochi, sulla cerimonia di oggi. Lo scoop sicuramente facciamo un passo indietro, facciamo un po' di gossip. Ieri abbiamo fatto la cerimonia. Finalmente gossip. Sì, al Castello Aragonese è andato tutto bene. Ovviamente, come sempre nella nostra città non sono mancate le critiche sul cibo, sulle presenze, però diciamo viviamo in una città che non è molto semplice, e come diceva Umberto Eco, e che avete mangiato? Dici un po', che avete mangiato? C'è un Vitel Tonnè della discordia, so io. No, non c'era nessun Vitel, onestamente. Intanto chi ha parlato di Vitel Tonnè è una mia carissima amica a cui voglio moltissimo bene, gli mando un abbraccio notevolissimo, e mi è dispiaciuto che ieri non era. Ma le cozze arraganate c'erano le cozze al gratin, c'erano. Bravo. Diciamo che io non sono un grande intenditore, però ti dico che l'identità del territorio l'ho rivista nel pomodoro, nelle cozze, nel cappero, nella polvere di oliva, insomma in tutto ciò che rappresenta il nostro territorio. Come sempre tante cose possono essere fatte meglio, secondo. Allora Sandro, noi qui a Radio Cittadella e a Buongiorno Taranto siamo dei supporters dei Giochi del Mediterraneo, nel senso che ci piace che Taranto stia vivendo questo momento internazionale, così bello, sportivo, con tanta gente che cammina per le strade di Taranto, siamo contenti, siamo felici, e noi spingiamo verso il buon vento di questi Giochi del Mediterraneo. Al netto però il messaggio che deve passare è che i Giochi del Mediterraneo non sono il punto di atterraggio, ma il punto di partenza. Cioè Taranto ha necessità di una narrazione nuova, diversa, vera. Taranto è una città che ha 3.000 anni di storia che non vengono raccontati per come avremmo dovuto farlo, quindi sicuramente è l'occasione per ripartire e raccontarci in un altro modo. Sandro, noi ti dobbiamo salutare e ringraziare perché dobbiamo andare in pubblicità. Grazie mille a Sandro Esposito per essere stati con noi, e buoni Giochi del Mediterraneo. Grazie Sandro, un abbraccio. Grazie a voi, vi aspettiamo. Ciao. E ci rivediamo fra poco. Mio caro vitello dei piedi di balsa, la tua storia è falsa. Ormai questa storia del vitel tonnato, chissà se riusciamo a togliercela. No, non lo so. Un bacio a Monica. Ciao Monica. Ciao Monica, che comunque insomma osservi dalla Grecia. Non era una polemica la sua, ma un'osservazione, ci ha tenuto a dirlo. È stato chiamato uno chef che non era del territorio, quando sul territorio abbiamo tanti chef stellati che forse alla materia prima potevano dare un maggiore rilievo. Però è andata così, alla fine il gala dinner è per pochi, i giochi sono per tutti. Anzi, come diceva il mio professore di economia all'università, ci sono cose per Totti e cose per tutti. Bene, arrivederci, tante belle cose, buon fine settimana. Ma si scherza. Allora, oggi è il giorno della
cerimonia di apertura. Sì, della cerimonia di inaugurazione. Di cui si occuperà chi? Abbiamo un contributo per chi ci guarda? Ecco, Shel Shapiro, Angelo Bonello, pensavo fosse Shel Shapiro che è il direttore artistico della cerimonia dei giochi. Sì, lui è il regista della cerimonia dei giochi del Mediterraneo, che insomma somiglia un po' a Shel Shapiro, e a me il fatto dell'agenzia che se ne sia occupata si chiama G2 Events Casta Diva mette tantissime aspettative, perché come sai mi piace l'opera. Ci sarà del brio insomma stasera. Hanno detto che sarà una cerimonia molto teatrale e lirica, quindi fattene una ragione. Meno male che c'è la nostra Mietta che ci farà ballare con Sotto sole, sole caccande, tutto a posto. Mo che facciamo? E allora chi commenterà questa cerimonia sulla Rai, chi darà voce a Taranto raccontandone la storia insieme ad Angelo Melloni, che insomma tutti conosciamo, sarà una voce storica di Rai Sport che ha commentato le cerimonie ultimamente delle Paralimpiadi e, se non mi sbaglio, anche dell'apertura degli europei, che è Arianna Secondini, vice direttrice di Rai Sport e commentatrice di ginnastica ritmica e pattinaggio artistico. Io l'ho intervistata ieri. Abbiamo un contributo. Ce l'abbiamo. Ormai ha visto un po' i costumi, ha visto forse anche le prove, immagino, sa tutto della cerimonia e domani la commenterà. Sì, però l'emozione sarà grandissima, perché vi assicuro che sarà una cerimonia splendida, con tanti richiami del passato ma guardando al futuro. Poi tanto della cultura anche che porterà verso Taranto, tante cose di Taranto, e spero che questo sia il messaggio che possa passare. Venite a Taranto a visitarla, venite a vedere questo museo meraviglioso che è il Marta, e secondo me da domani sera ne sapranno qualcosa di più anche i nostri telespettatori. Lei ha detto che quando è arrivata a Taranto la prima cosa che ha fatto è andare al Marta a scoprire la storia di Taranto. Sì, ormai non è un mistero, nella cerimonia d'apertura tanto si ispirerà all'atleta di Taranto, no? Questa storia meravigliosa di questo atleta con le sue anfore che erano poi le medaglie che si davano ad allora, ed è stato bellissimo andarlo a vedere, andare a scoprire questo museo che è veramente bellissimo, e poi gli ori di Taranto, insomma noi donne, questi gioielli meravigliosi non possiamo non vederli, davvero splendido. Che emozione ci potremo aspettare domani? Guarda, tante e diverse. E ho avuto il piacere ieri di incontrare Mietta, che canterà, oramai lo sapete, questo inno Sotto sole, è bellissimo, e lei ha detto giustamente che vuole portare la cultura mediterranea, lo spirito mediterraneo, l'allegria, quindi sarà un'emozione che parte dal passato, poi piano piano ci porterà verso la festa finale, ed è quello che vorrei trasmettere. Io quando faccio una telecronaca cerco sempre di trasmettere le emozioni, insomma spero di riuscirci. Non vediamo l'ora. Grazie. Mi ha parlato di vestiti che si illuminano, e ieri si sono visti sul cielo sopra lo Iacovone dei droni che creavano anfore, cose di questo genere. Io non vedo l'ora. Il drone azzurro sopra Taranto. Come quelli della confraternita, insomma, i droni. Bene, noi invece non possiamo far altro che ribadire e provare a ritrasmettere la nostra emozione per questi 10 giorni fighi che ci saranno a Taranto, che sono iniziati. Mi raccomando, non fate tardi se dovete andare alla cerimonia, mi raccomando i parcheggi, non vi fate fare le multe. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Non vediamo l'ora di andarci a mettere anche noi in giacca e cravatta e di iniziare come il nostro Sandro con cui ci siamo collegati, scherzo. Non vediamo l'ora di andare a questa cerimonia. Esattamente. Di emozionarci e di abbracciare tutto il popolo che ci viene a trovare in questi giorni, tutti i popoli che ci stanno venendo a trovare in questi giorni di altri paesi del Mediterraneo per le strade di Taranto, e di essere gentili, di essere accoglienti, di essere amorevoli e di sfatare il mito che il tarantino è un lamentoso e uno chiuso nei confronti dell'esterno. Apriamoci, approfittiamo dei giochi del Mediterraneo e cerchiamo di collaborare. E allora ragazzi, buongiorno Taranto è finito qui. Io ringrazio Claudio Petrone per essere stato con noi come ogni
venerdì. Ringrazio Piero Caffio alla regia, e l'appuntamento con Buongiorno Taranto, grazie a Dio, torna lunedì perché oggi era venerdì, quindi domani ci riposiamo, ma l'informazione continua con i giornali radio, Partecipiamo Taranto, con il telegiornale e anche con i 2 appuntamenti dedicati ai Giochi del Mediterraneo, uno alle 15 e l'altro alle 19. Bene ragazzi, grazie Claudio. Grazie Vale, buon fine settimana e buoni Giochi del Mediterraneo. Divertitevi, ciao ciao.